E continuiamo a parlare di viabilità. La rotatoria di Montebello si farà in un tratto particolarmente pericoloso. Anche qui sono accaduti incidenti con esiti mortali. La rotatoria di Montebello non può più attendere perché non passa mese che non vi sia un incidente. Messaggio chiaro e forte quello del sindaco Fabio Cisco, che la regione oggi ha recepito. La rotatoria è quella all'incrocio tra la strada regionale 11 e le provinciali di Almisano, di Sorio e La Favorita. Ad assicurare i fondi, 1 milione di euro, l'assessore regionale alle infrastrutture Chisso e il consigliere regionale Toniolo. In autunno il progetto esecutivo, ad inizio 2014 la gara d'appalto. Sì, questo è un problema noto, da troppo tempo irrisolto. Si va avanti in prossime settimane per completare la progettazione, quella esecutiva, e poi andiamo alla ricerca dei finanziamenti. È un punto nero, un punto critico della viabilità con grande grado di criticità e incidentalità, ed era assolutamente necessario coinvolgere l'assessore regionale Chisso, che ringrazio vivamente, di essere presente qui a Montebello. C'è un impegno di proseguire nella progettazione e io mi auguro che per fine anno si possano trovare anche le risorse economiche per risolvere questo annoso problema. Sono scaduti oggi a mezzogiorno